chiedo a Michele Canali, presidente del Club Gentleman Emilia Romagna e vicepresidente di Ippogruppo Cesenate, di raggiungerci, e anche al presidente di Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna Marco Migliori. Ringrazio anche ovviamente i volontari che sono qui con noi oggi. Ippogruppo, come da tradizione, vuole omaggiare la Croce Rossa per questo connubio che dura ormai da 22 anni. Certo, sono 22 anni che abbiamo questa collaborazione e ne parlavo prima col presidente Migliorini, è sempre emozionante anche perché è un appuntamento fisso che ci accomuna e con i valori del Croce Rossa noi facciamo quello che facciamo durante l'anno correndo in questo trofeo che però alla fine è diventato molto prestigioso. Ecco, prima della consegna ufficiale chiederei al presidente di Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna di illustrarci dove verranno destinati i fondi, perché se non sbaglio ogni anno voi individuate un progetto o comunque una causa dove andrete a appunto investire i fondi raccolti dal trofeo Croce Rossa. Sì, innanzitutto grazie a tutti, grazie a Ippogruppo, grazie al dottor Canali. E appunto, come dicevamo, 22 anni. 22 anni significa 22 anni di vicinanza e di solidarietà, quindi non è un fatto estemporaneo e di questo veramente Croce Rossa ve ne è grata. Croce Rossa, conosciuta nell'ambito del soccorso, si associa sempre molto Croce Rossa all'ambulanza e anche questo, ma Croce Rossa è impegnata in diverse attività che vanno dalla protezione civile, l'accoglienza di persone in difficoltà e quindi in tutto quello che è l'ambito sociale. E i fondi che noi riceviamo, per i quali diciamo grazie veramente, è di strutturarci per tutte le necessità che sono nell'ambito dell'assistenza delle persone fragili e persone in difficoltà. Quindi mezzi e attrezzatura, ad esempio per il trasporto di persone con difficoltà motorie e che spesso hanno bisogno di essere accompagnate e spesso hanno bisogno di avere una vicinanza di persone. I volontari di Croce Rossa questo lo fanno quotidianamente. Grazie per questo aiuto. Grazie mille, ovviamente ci rivedremo alla settima corsa, ricordo quest'anno la finale è abbinata al premio Eros e Cristina Martelli, quindi vi aspettiamo ovviamente alla settima corsa. Procediamo con la consegna ufficiale da parte di Ippogruppo Cesenate, o meglio del club e anche del Club Gentleman Emilia Romagna. Quindi questa è la consegna ufficiale a favore di telecamera. Io direi che per ora dal tondino è tutto, la linea torna in regia.